Ed è partito il secondo tempo di Acirale Vittoria, è partito con un falso inizio perché il direttore di gara prima ha fischiato il calcio d'avvio, poi c'è stato qualche cosa che l'ha convinto a fermare la partita e ricominciare. Sinatra che lo scambio con lui, il pallone cross in mezzo, la difesa del Vittoria che si salva e finalmente l'Acirale fa il suo primo squillo. Quindi Scalogna, giudice e Patti, Iapichino, Nobile e Citronella, commentatore Bevilacqua, mentre attenzione il Vittoria in area di rigore, la conclusione in qualche modo frenata da parte di, dovrebbe essere Di Rosa. Truglio recupera il pallone fallosamente, dice il direttore di gara, e c'è anche cartellino giallo per Pino Truglio. Barberi che cerca il lancio in profondità, buono per Godino, Godino in area di rigore, anzi si tratta di Frittitta, si alza il pallone, Frittitta poi guadagna solo il corner, un controllo impreciso di Frittitta, si è dovuto aggiustare il pallone per provare la conclusione, probabilmente per un falso rimbalzo, salta un uomo Truglio, prova il lancio verso Barberi, Barberi arriva sul pallone, può centrarsi verso l'area di rigore, Barberi guadagna il fondo, il cross in mezzo, troppo sul portiere, Scalogna blocca, Barberi prova il cross in mezzo ancora sul portiere, c'è anche il fuorigioco segnalato probabilmente di Frittitta che si stava catapultando sul pallone con un compagno a centrocampo, dovrebbe trattarsi di Citronella, poi lancia ancora verso Manuello che a quel punto dovrebbe essere in fuorigioco non segnalato e c'è il gol del Vittoria, incredibile, incredibile errore della terna arbitrale perché in questo passaggio Manuello era chiaramente in posizione di offside, se n'è andato via tutta la difesa acese e ha infilato Arcoria mettendo il pallone sotto le gambe del portiere. Quindi quando siamo arrivati al 23esimo minuto di gioco il risultato cambia a sorpresa, Acirale 0, Vittoria 1. Intanto calcio di punizione sempre del Vittoria, palla che spiove verso Arcoria che deve fare un balzo per evitare la beffa. Adesso c'è urgenza, ma attenzione perché siamo già sull'altro fronte, palla in area di rigore, il tiro e la palla che esce di un soffio, toccata anche da Scalogna e sarà corner per la Cireale. Suo tiro deviato diventa buono per Frittitta. Ancora Barberi sul pallone, lancio per Frittitta che posizione regolare, Frittitta in area, controlla Frittitta, sbaglia il controllo Frittitta e palla che viene messa in fallo laterale da Scalogna, palla al limite, può partire il tiro, c'è un tocco con le mani, calcio di rigore per la Cireale, parte la sua rincorsa e il tiro, la parata di Scalogno, ma non è finita perché la Cireale è ancora lì, poi ancora Scalogna, ancora calcio d'angolo. Neanche sul rigore la Cireale riesce a segnare, viene festeggiato Scalogna, recupera palla a centrocampo la formazione granata, buono lo scambio con Godino in area di rigore, il tiro fuori, autore di ben altre partite, di ben altre prestazioni, il colpo di testa al gol, è arrivato il pareggio della Cireale. Ma attenzione perché sbaglia la difesa acese, può partire un altro contropiede, palla che spiove da quest'altro lato, proprio per l'autore del gol del 1-0 del Vittoria, la conclusione, grande parata di Arcoria, palla che spiove ancora verso Arcoria che con le mani la mette fuori, di evitare almeno il calcio d'angolo, poi alla fine la palla spiove a centrocampo dove ci sono ancora i giocatori della Cireale, Messina, il controllo di Sinatra, palla che è buona per Scirè che la lascia scorrere, poi Scirè in area, Scirè il tiro, gol Scirè al suo esordio, ribalta il punteggio al minuto 47 della ripresa ed esplode tutta la curva della Cireale, anche i panchinari, anche i raccattapalle vanno addosso a Scirè, autore del gol del 2-1. Quando ormai manca pochissimo alla fine della partita, che arriva in questo momento, fischio finale proprio sul gol di Scirè, la Cireale fa passare un Natale di grande sofferenza ma di grande gioia ai suoi tifosi, ribaltando all'ultimo sospiro una partita che sembrava persa. Il gol del vantaggio siglato alla metà della ripresa sembrava aver condannato la Cireale, poi però sono arrivati i gol di Frittitta all'87esimo e all'ultimo sospiro al 48esimo è arrivato il gol del 2-1 firmato da Scirè che era entrato proprio dopo la rete del vantaggio del Vittoria. Si chiude quindi dal Tupparello il finale come
esattamente come 4 anni fa, quando con un 2-1 la Cireale andò in Serie D. Questa volta con un 2-1 al Vittoria la Cireale si conquista la griglia dei playoff e dall'anno prossimo sarà tutta un'altra storia, si ricomincia da Castelbuono.